Libero. Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera a tutti da Celeste Collovati e Massimo Leonardi. Ciao a tutti, ben ritrovati all'Avvocato buonasera a risponde. tutti. Allora, vi siamo mancati questa settimana? Tu delle 2 settimane che sei Io latitante. No, tu forse 3. esatto. Io marco sempre il territorio. Tu marchi sempre il territorio, Dimentico benissimo. tutto, però Partiamo subito con una grande affermazione. Chiamateci, non è una domanda, non è una richiesta, Esortazione, è un'esortazione, dai, un'esortazione. esortiamo. Chiamateci e la puntata oggi è molto interessante. Come sapete, noi vi parliamo sempre di argomenti attuali, di nostri argomenti di cui ci occupiamo quotidianamente, quindi ci fate un favore, siete i benaccetti, chiamateci allo 02 9294 7222 oppure se volete potete anche scrivere, fate un piccolo whatsappino al 340 6709 659. Allora Massimo, prendendo spunto da una, questione che in questi giorni è veramente tanto dove si è dibattuto tanto su questa questione, ovvero la questione della famiglia nel bosco, come la chiamo io. Sei stata Dato che negli aperta una ultimi giorni, in particolare, sono intervenuti i famosi assistenti sociali, perché la questione appunto è diventata sempre più, come dire, dibattuta, no, dibattuta e di Stato Sì, quasi, anche un po' troppo secondo me. sì, forse sì, anche perché poi le cose non si sanno mai bene così Esatto, nel come dettaglio, so. avvengano, poi ognuno appunto ha la sua idea, però diciamo che, partendo da questa questione noi Abbiamo voluto vogliamo poi approfondire, esatto, approfondire la tematica, diciamo la questione perché dei è molto minori, interessante, sì, giusto? sì. Quindi come vengono tutelati i minori, quando interviene l'assistente sociale, attenzione perché, appunto l'intervento dell'assistente sociale non è sempre positivo, anzi può essere invasivo a volte. Bisogna E stare quindi tu che in particolare ti sei occupato, perché ricordiamoci anche di ambito sì, famiglia e in minori, particolare ai tempi del Covid feci tante esatto, battaglie, ne ma sai, al netto di giusto? quello prima cosa dobbiamo essere molto chiari: il minore vince sempre, usiamo questo termine L'interesse del calcistica, l'interesse minore, del come minore si deve dice, essere sempre prevalente. tutelato, Non certo. può, e noi facciamo anche cause relative a separazione e divorzi nello studio, sai Celeste, quindi Certo. quando assistiamo persone che stanno separando e vogliono litigare e c'è un minore, È va sempre subito delicata la lanciato un questione. monito ben chiaro, perché se no noi non assistiamo genitori che si scannano e litigano se c'è un minore e non prevale l'interesse suo. Eh no, certo. Di pari passo anche la questione legata a famosa vicenda dei genitori che vivono col bambino nel bosco. Insomma, non entrando nel merito perché sinceramente non ci va però possiamo dire che anche in Dal questo punto di caso vista giuridico, dal punto di vista diciamo. giuridico ci sono degli elementi molto forti e anche, diciamo così, legislativi nel nostro codice che consentono, Esatto. alla un'autorità giudiziaria di intervenire qualora, un minore viene leso. Viene leso come? Viene leso, della propria dignità, sia in termini di dignità e diritto alla salute, sia in termini Esatto. di socialità. Il minore ha diritto di crescere in un ambiente dove ha la possibilità di sviluppare, relazioni sociali. Ma Bravo, è in proprio questo quello il caso tema. però, c'è un aspetto ancora più Mh. rilevante secondo me, che metto al primo posto. È chiaro che il rapporto con i genitori, a mio modo di vedere, è preponderante. Quindi, Perché lì è olt stato affrontato un tema che riguarda proprio l'isolamento dei l'isolamento. Io minori, credo che no? però in questo caso, cioè se oltre Mh. all'isolamento, debba essere, e questo mi sa che è la debolezza di questo provvedimento magari, Mh. messo come baluardo in primis, diciamo così, il rapporto con i genitori, perché un bambino prima di essere allontanato dai genitori deve avere la Questo matematica certezza, sicuramente, ma certo. non la supposizione del fatto che probabilmente è isolato, no, devi avere la matematica certezza che il rapporto col genitore è leso. Perché tu non puoi E quindi devi in generale tutelare il dico, non rapporto con generale. entrambi i genitori, Esatto, io non posso sono sentire che un d'accordo con te minore ed è il cioè motivo per cui un assistente no, sociale può fare peggio a volte. esatto, Quindi bisogna sempre cercare di evitare non ce ne vogliono l'intervento gli degli assistenti sociali, assistenti. però il Però è ruolo a così. volte, degli assistenti sociali è Mh. particolarmente delicato e rischioso, Sì, perché loro assolutamente. entrano, tra virgolette, "a gamba Nella tesa", cioè vita comunque di una famiglia, in certo, qualche mese pretendono o comunque debbono magari chiudere un procedimento loro certo. in qualche settimana. Ecco, non si può andare a sviscerare quello che è un No, rapporto tra chiaro. padre e figlio, genitore. Poi sai, va vista anche la situazione da caso a caso. Io personalmente in questo caso ho anche qualche perplessità, Massimo, perché in effetti tu so che la pensi un po' diversamente, però in effetti bisogna guardare anche l'età del bambino, effettivamente il contesto, perché sai, vivere nel bosco assieme agli animali o comunque insomma senza
Però lì poi so che ti provoco su questo tema, senza un'educazione scolastica, Ah, non certo. all'interno della società, Mh. poi anche su quello sappiamo C'è che una io la penso disciplina, così, eh? No, no, ma sappiamo certo, che però certo. c'è una disciplina che infatti Ma e qui infatti volevo vogliamo anche sentire arrivare, se qualcuno qui volevo arrivare. ecco, la famosa Perché per educazione. fortuna dal punto di vista dell'istruzione, dell'educazione, e tu ti sei Sì, occupato sì, appunto anche dai tempi del Covid di sì, questo, sì, ci sono degli strumenti alternativi. Magari non erano applicabili in questo caso, nel bosco, un caso un po' particolare, però in generale è c'è. il C'è famoso, l'educazione parentale, esatto, il famoso homeschooling, no, homeschooling. Che homeschooling cos'è? che è semplicemente, il diritto che hanno i Mh, genitori, di far valere l'educazione del minore, in casa, quindi svolgere la propria educazione del minore in forma autonoma, mh, educazione parentale si dice, no, quindi con mh. attraverso un programma che però deve essere, rigoroso, cioè, il compito del genitore è Esatto. istruire il minore sulla base di un programma di studi che è emanato dal ministero. Ma come Quindi si fa? Cioè attraverso, semplicemente il genitore avrà il compito di ripercorrere quelli che sono, le materie consigliate in quel periodo, quindi è il se genitore che funge un po' da assolutamente, insegnante? assolutamente sì. Quindi Okay. deve fungere in autonomia, ma non in autonomia, controllata sulla base di quelli che sono i programmi ministeriali. Mh. Quindi chiaramente, va da sé che un genitore, un minimo di istruzione forse Eh probabilmente beh, la deve certo, la deve avere, avere, e soprattutto chiaro. deve avere il tempo, perché Sì. se il e questo strumento non deve essere una sorta di palliativo, no, per non Deve mandare il andare ragazzo, proprio a deve andare a sostituire sostituire, tant'è che poi è previsto alla fine un esame, cioè una sorta ogni di anno un esame verifica che di, lo studente deve fare per capire se, in questo lasso ha di tempo. appreso tutte quelle Io ricordo materie che ai come a tempi del scuola. Covid avevo assistito a questa Beh, lì era molto mamma utilizzato. mamma coraggiosissima che, non voleva mandare a scuola il figlio per via delle mascherine che furono imposte in Mh. maniera eccessiva per 5 o 6 ore a dei poveri bambini, 4, 5 anni, senza alcun tipo criterio logico, e la E signora s'è messa lei a inse decise, e il ragazzo a fine anno ha preso i migliori voti, ecco vedi, è quindi uscito, quindi ah questo è beh, stato guarda, io l'esempio son positivo, poi si convinta può. che se uno ha la testa e ha Ma la voglia certo, di come studiare, può sempre. studiare ovunque, questo lo diciamo Sono sempre. concordo Poi pienamente. chiaro, vanno anche Va vagliati i singoli vagliato, casi, comunque ecco, eccetera, non è però solo una cosa che va pesata, vanno pesati i vari interessi. Io però, e questo è un assolutamente. mio giudizio personale, che non è scritto da nessuna parte, credo che al primo posto deve essere il rapporto coi genitori, Ah sì, perché una certo. mamma che viene privata del bambino è Fondamentale. una violenza Beh, inaudita. poi anche dipende dall'età del Violenza bambino. In potrebbe esse particolare se il bimbo è piccolissimo Cioè, l'età adesso conta, vogliamo passare a un discorso eh. di istruzione in cose, i bambini che vivono in una situazione di Certo, organizzazione criminosa, mi immagino i campi rom di minori, allora certo, vabbè quello è un altro quello dico, discorso. ma va veramente pesato, perché tu qua stai Sì, togliendo un bambino di 4, 5, 6 quindi, anni, sì. sono sempre cose d'una Molto delicatezza delicate, sì, incredibile. sì. Però il suggerimento che noi diamo sempre quando magari vengono da noi e stanno litigando è: fate di tutto per evitare che poi arrivi la campanella d'allarme agli assistenti, perché comunque alla fine Sì. spesse volte le cose si possono risolvere. Probabilmente anche i genitori in quel caso Allora furono un diciamoci, po' ecco incauti dai, già che ci siamo, visto che siamo qui, diciamo la verità. In generale anche tra 2, genitori o comunque 2 marito e moglie è sempre, consigliabile fare una separazione consensuale. Certo. Cioè laddove ci sono, i presupposti, l'armonia, che vabbè è difficile che ci sia 2 persone che si separano, però magari si separano in Allora, maniera civile, adulta ed educata, e allora in quel caso conviene ad entrambi, anche al bambino, perché ricade anche sui bambini, la separazione purtroppo c'è, sì, consensuale, giusto perché anche in siamo. termini Ah, economici, visto brava, che sì, interessa molto bravissima. a Però dato che siamo sempre senza filtri, bisogna eh, raccontare anche la verità, Celeste. La separazione, consensuale è tanto più difficile, tanto più alti sono gli interessi in gioco, eh beh, perché di è solito così. sì. Cioè, I dovrebbe essere il beni, contrario a volte, perché quando noi ma scusate, avete tutto, avete case, soldi, e invece è questo che crea che ancora più crea. attrito e non si giunge, invece le coppie Quando non c'è niente un dici ceto non ha un senso. ceto medio, però diciamo ceto medio, no, adesso niente No, chiaramente più, no, però certo. immaginiamo un ceto medio che è Un ceto la medio, maggior parte della popolazione italiana, spesse certo. volte è più semplice, perché magari c'è solo una casa, Sì, sì, c'è una certo. macchina, cioè diventa più semplice Dividere trovare, e è soprattutto si è facile. meno
avidi, si è meno attaccati. Paradossalmente questo attaccamento al denaro lo vediamo Vero. sempre statisticamente, perché è la statistica che Ah beh, determina, certo. lo vediamo più si innalza il tenore Il di vita. tenore di vita. Spesso è così. E Beh, sai, anche, più ci sono beni da dividere, Celeste, anche i più fatti di cronaca lo dimostrano. Le separazioni dei assolutamente. fatti delle persone, noti, non c'è mai stata una separazione E consensuale. non sono facili, E no. sono patrimoni ingenti dove basterebbe a volte forse un po' di buon senso. Sì, L'altro certo. giorno con la Federica Vianelli abbiamo fatto l'esempio della Certo. decisione di Totti con i Rolex. Il giudice ha deciso di Ah, è far vero. usare l'orologio una settimana, potevano mica mettersi d'accordo loro? Sì, Cioè, voglio chiaro. dire, Vabbè Massimo, ma come tu ben sai poi quando c'è di mezzo, come dire, un matrimonio fallito, è ovvio che le si persone scattano cioè lo delle... sai, io non faccio questa materia, ma proprio perché poi peraltro, la sento Sì, particolarmente non lo so, sono particolarmente sensibile, specialmente tornando al discorso dei bambini, quando sì, ci sono in molto, mezzo dei molto, bambini. molto. Quindi io ho scelto volutamente di non occuparmi di questa materia, però i colleghi sono molto bravi, Sì, Federica, sì, sì. Massimo Sì, stesso, io ho fatto e a Latere. Sì, fanno sì. anche queste materie, però effettivamente sono in gioco tanti, oltre che interessi, anche tante, Sì, sì. appunto tanti tipi di emozioni, no, Ma sensibilità, compressione dei compressione dei diritti. diritti, cioè ci son troppi temi, No, no, ecco, guarda, che è ovviamente rilevantissimo. vanno tutti, come dire, equilibrati, bilanciati, e sono di solito cause insomma che Complesse. strappano il cuore, Dal punto veramente di vista psicologico complesse. complesse. Poi Sì. per carità si riesce a per fortuna appunto la legge ci dà gli strumenti della consensuale, ci dà gli strumenti anche della appunto del Educazione, sì. giudiziale, l'educazione Certo, parentale. sì, Come vedete, insomma, assolutamente. ci sono ormai oggi tanti strumenti moderni, possiamo dire, super E per evitare all'avanguardia, magari situazioni per drastiche, evitare no, situazioni cioè voglio dire drastiche. anche educazione C'è parentale, anche uno che la fa deve istruirlo 'sto bambino, cioè Massimo, non c'è è anche che sì, e c'è cioè voglio dire anche, tu lo sai c'è anche il ne avevate parlato anche con negoziazione? Federica? Negoziazione Federica? assistita? Sì, sì, no, c'è anche il paritempo, Ah certo, cioè certo, per appunto dare la possibilità al bambino di certo, vedere nello certo. stesso cosa che per dire già solo 20 Però anni fa Celeste, era anche per era esempio di impossibile. separazioni consensuali che ne ho fatte un po', no, sempre a Mh. Latere, magari come secondo avvocato dove è richiesta, Mh. però insomma ne ho fatte tante. Mh. La stesso accordo di separazione consensuale, Mh. se poi dall'altra parte ci sono coniugi estremamente severi, può essere oggetto di lite successiva, ovvero, Certo. cioè di solito Ah beh, non è l'accordo detto che poi si dice, chiude, ma ma no, ma poi soprattutto anche va, diciamo così, argomentato e va interpretato, scusa, in senso flessibile, del tipo: 1 anno, spesso l'accordo è così, 1 anno il Natale lo passa con la sì, mamma e l'altro Natale può capitare anche il contrario. Se uno dei 2 è attaccato può fare causa e impugnarlo dopo, quindi questo richiede ah che certo, sì, anche sì. quando lo raggiungi ci Richiede deve buon senso sì, e successivo anche, sì, buon senso, sì. perché se uno vuole, come spesso accade invece, cioè se viene attaccata magari una singola un singolo Ecco, punto di quell'accordo per litigare io nuovamente. so bene, perché vedo voi lavorare, che oltretutto le condizioni possono essere appunto, come dicevi tu, modificate anche Ma successivamente, certo, per dire anche il mantenimento. sì, Il mantenimento è una di quelle clausole che appunto qualora cambiassero soggetta più cambiassero le cose, eccetera, magari uno dei 2, non so, il padre perde il non lavoro. perde il lavoro, non Certo, guadagna più come un certo, tempo, o i figli sono cresciuti nel certo, frattempo, diventano lavorano, maggiorenni, diventano diventa maggiorenni. maggiorenni e quindi comunque capaci di, appunto autogestirsi. Quindi tutte queste assolutamente non sono, come dire, inderogabili. No, Tutte queste accordi poi possono essere quello tranquillamente che è modificati inderogabile è l'interesse tramite sempre l'avvocato. È sempre de inderogabile l'interesse del minore, certo, che certo. ovviamente deve cercare il più possibile di vivere in armonia. Ti faccio ridere, io l'altro giorno una nostra collega stava facendo appunto uno di questi accordi, e sai su cosa Negoziazione? la negoziazione è Eh. importante, ma sai su cosa litigavano? Sì. Per il cane. Vedi, ma no, ma No, beh, io ho il tu hai il cane, quindi cane. per me il cane vale quanto un bambino, anzi, e a volte sono meglio degli umani, Eh. però, cioè è Ma no, ma assurdo, cioè, ma guarda tanto che per dire, è si arriva tipico, a sai quando litigare per è ogni la tipica questione, litigio è spesso magari il cane è diciamo così stato acquistato o preso o è da stato uno dei preso, 2 sì. coniugi, poi i 2 coniugi si mettono insieme dopo, è tipico è lì la no, perché uno dice: l'ho preso io", però poi anche l'altro coniuge ha ne ha goduto e quindi Certo, ha ma poi diritto ci si anche lui. Sì, affeziona certo. ovviamente, no, Quella lo sai bene è anche la tu. tipica lite, Mh. no, che si Sì. innesca. Oppure magari l'hanno preso insieme, quando insieme Sì, si e va al no, no, canile ma a è prenderlo. frequentissimo, cioè sugli animali è Quindi diciamo che frequentissi c'è un diritto di visita anche sui ma cani. certo, certo, c'è e come, Giustamente. ma è anche giusto, perché comunque il cane poi determina Beh, appunto un parte della equilibrio, ma famiglia. certo.
Quindi Quest diventa come un però non bambino. è banale questa cosa Non è qua, banale e poi ecco, Cioè ho visto che si litiga spesso, poi cambiamo discorso appunto, vabbè, sono interessa anche sui di nonni, il vedi, diritto dei certo. nonni di C'è anche visita quello, dei in termini nipoti. nel nostro codice c'è Mh. un articolo apposta che mi sfugge, ma Mh-mh. che poi nella pausa poi, vi dirò, che dà un diritto anche da parte dei nonni. Eh Ma sì, anche in che questo sono caso il fondamentali i diritto nonni, deve essere se si bilanciato. hanno ancora. Cioè, ovvero, mi è capitata una situazione anche di questo tipo, Analoga? sì, mi arrivò, una diffida per il tramite appunto di un mio cliente che Mh. era venuto da me, perché gli era arrivata la diffida da parte dei nonni. Ah ecco, i nonni Addirittura avevano nonni materni, cioè della sì, mamma, esatto. certo, che sono Perché importanti. perché la mamma non faceva vedere i figli ai nonni e loro avevano mandato la diffida. Pensate, in questo caso la diffida letta così può avere un senso di ragione, ma va interpretata. Certo, Perché la mamma non faceva vedere, i figli? Perché i nonni stavano a 200 chilometri di distanza. Quindi il più bambino doveva lontani, cioè certo, non era cioè comodi. capite? Cioè va Va interpretata, poi, cioè come va diciamo sempre, va visto il caso, ma non è l'interesse che è del minore, non è che il minore deve essere messo sul treno, ovviamente ma chiaramente no, accompagnato e certo, sobbarcarsi certo, 200 chilometri da dai nonni. ma ci Andrà a mancherebbe, vederli, ma in certo. una misura limitata, una volta ogni tot mesi, una volta quindi questo diritto, ovviamente va un attimino contestualizzato, cioè i Mh. nonni, che ovviamente sono fantastici, non è che possono pretendere di avere il nipotino tutti i giorni, cosa ecco. Questo Certo, è sempre subordinato all'interesse del minore. Quindi anche in assoluta questo caso, messaggio a tutti i nonni che ci ascoltano: no, il sono mio nipote lo fondamentali i potete nonni, vedere sì, Massimo. ma certo, Io per esempio sono cresciuta molto anche coi ma nonni e fondamentale. devo dire che a Ma volte Celeste, ma mi la trovavo anche me pretesa deve essere sempre certo, commisurata certo, all'interesse del minore. Il nonno deve capire che la prima cosa è il piccolo che deve essere certo. contento. Se il bambino è chiaro che lo vuol vedere, ma se in questo caso è distante, non potranno pretendere di vederlo un giorno a settimana, Chiaro, magari un pochettino chiaro, di meno. chiaro. Anche lì il buon senso è quello che determina tutto, Celeste, perché se uno si mette a No, beh, litigare su queste chiaro, buon cose, senso. però purtroppo capita, Però capita. buon senso ce n'è poco purtroppo a questo Purtroppo mondo sì, e non purtroppo avete sì. buon senso se non ci chiamate Esatto, 029294 brava, 7222. Guardate che noi siamo qua e siamo una volta a settimana e non è che assolutamente. saremo qua eterni, lo dico sempre e voi Beh, così pensiate sembra un po' no, pensa è una cioè no, minaccia. no, No, cioè di vecchi parlo scongiuri, cioè per l'avvocato Leonardi che non è no, spero eterno. di essere Io no, sì, no qualche anno in più spero no, di tu devi essere eterno perché mi dai supporto nel nostro lavoro veramente pesante. no Vabbè, vabbè dai, a parte gli scherzi, no, quindi diciamo che la tematica, diciamo, nell'ambito di famiglia è molto, molto ecco, un'altra sì, cosa, all'interno dell'ambito famiglia a noi capita anche a volte di fare appuntamenti intrecciati. Infatti l'importanza di lavorare in team è anche quella, che, molto spesso, diciamo, da una materia poi si sviluppano vero, anche altre, certo. diciamo, tematiche. Tipico Abbiamo è fatto appuntamenti anche che riguardassero previdenza e, vabbè, questioni tributario è un grande ereditarie classico, insieme, previdenza e ma tributario è il anche grande lasciami classicone, dire, diciamo anche il il diritto di famiglia. sì, è Ecco, vero, Massimo, sì. un'altra cosa, cioè chiaramente siamo nel 2026, al giorno d'oggi, appunto ci sono sempre più, novità anche in tema di coppie di fatto, Certo, coppie gay, tutto. coppie e LG come tu ben esatto, come tu ben sai anche la convivenza ha certo, assunto, questo ormai beh da certo, da un po' di anni, la ha convivenza assunto a proprio volte si lo sente stesso rango quasi di matrimonio, ma no, quindi sicuramente, gli stessi a diritti volte si anche in un pensa: certo "Ah, ma io senso. convivo e non tanto alla fine convivo, non mi Non sono è sposato." vero, Non ci è sono vero. anche i patti di convivenza Ma che si no, ma possono soprattutto non fare. è che anche senza i patti di convivenza, non è che quello che convive con un altro se ne Non va ha via più non ha diritti, ovviamente un pochettino di meno rispetto a un certo, a un matrimonio, matrimonio. però comunque il nostro codice dà anche alla persona che convive Proprio perché son alla sempre di perso più le ma convivenze, certo, dà dei assolutamente. diritti e delle tutele che se vorrete appunto possiamo approfondire anche in tema previdenziale, Anche in Massimo. tema Perché in previdenziale. realtà sai, metti caso che io e te È conviviamo arrivata una e tu ci aspe lasci le da e sì, io ce oggi la sei particolarmente macabra, volta. cioè, non so No no, io per adesso vabbè, sto bene, no è poi un sì, esempio sì, ma per di no, beh, poi ma magari facciamo ce anche un l'hai altro tipo di no, esempio, cioè per dire, tu ce la vabbè, sì, no, no, ma certo ci okay, sono ovviamente ovviamente dal punto di vista previdenziale, come tu ben sai, quando uno manca, uno dei beh, 2 c'è la coniugi, si può reversibilità. chiedere la reversibilità e quella per esempio è una tutela Classica domandona anche che questa dà l'INPS, che ci arriva esatto, spesso, ci no? arriva spesso. Noi abbiamo affrontato anche, la reversibilità in relazione a un figlio, per esempio, e non Assolutamente. è che
sempre il figlio prende la reversibilità, ci sono determinati requisiti, deve essere un figlio che Entro una entro i determinata età, 26 anni d'età deve aver compiuto un ciclo di studiato, studi, tutto il ciclo di studi, cioè ci sono delle certo, caratteristiche, certo, chiaramente requisiti per stringenti, poter chiedere, esatto. Quindi stringenti. come vedete spesso anche la nostra materia, anche la previdenza si intreccia col diritto di famiglia, anche dal punto di vista successorio, ecco. Per esempio, la reversibilità viene quotata, ed è, diciamo, stabilita in misura di percentuale diversa a seconda che siano 2 figli, 3 figli, 1 Certo, figlio, certo. quindi non è così tout court, cioè non è che autonomamente si Ecco, riceve una volta che però il ecco, è coniuge manca. importante comunque che un professionista, secondo me, Mh. al giorno d'oggi, Come hai scusate, detto, come dicevamo sia prima, sì. multidisciplinare, un Sì. minimo, perché adesso E si lavori anche in team. chiaramente poi più la causa la pratica diventa, diciamo specifica, più chiaramente c'è Esatto, bisogno di uno specialista. esatto. Però in generale c'è bisogno di una Questo multidisciplinarità, sì, noi perché infatti comunque studiamo non sempre puoi tutto. pretendere di, sapere solo, purtroppo al giorno d'oggi, Sì. solo quella materia. Se vuoi fare l'avvocato un po' Diciamo come che ci facciamo sono noi. poi delle materie, quello che stavo Sì, dicendo, che sono anche molto collegate. Per esempio certo, il lavoro e la previdenza, tu ben sai, stiamo tantissimo. seguendo anche casi di lavoro, anche assieme all'altro collega, sono molto collegati perché hanno lo stesso procedimento giudiziale, quindi la stessa procedura, lavoro e previdenza, si va presso il Tribunale del Lavoro dal punto di vista giudiziale. Appunto, come vi ho appena detto, ci sono delle, correlazioni anche tra diritti della famiglia e diritti tra i coniugi, Assolutamente. reversibilità, diritti appunto ereditari, eccetera. Quindi, come diceva giustamente Massimo, per noi è una faticaccia perché dobbiamo leggerci sentenze, eccetera, Però tutte diventa un cose, valore aggiunto poi poter nuove e aggiornarci sempre, però esatto, è un valore aggiunto perché chiaramente non abbiamo il paraocchi, quindi no, non siamo fermi no. a quella, Cioè, nel senso che bisogna essere bravi, secondo me, per quando esempio, prego, scusami, prego. no, se no mi sfugge di Vai, mente, vai. son diventata vecchia. Qualche settimana fa, per esempio, è arrivata anche una richiesta di una persona che, vabbè, qua poi l'INPS ha dato il meglio di sé, Sì. praticamente chiedeva alla signora, come se fosse ancora viva, cioè le chiedeva di pagare un debito. Certo, In realtà si è rivolta a noi la figlia dicendo: "Ma sì, mia madre è mancata da qualche certo, anno", certo. cioè era anche un po' in difficoltà, ma l'INPS dovrebbe saperlo, abbiamo fatto tutte le il comune, tutte Eh. le varie comunicazioni, eccetera. Ecco, per Però esempio in questo caso poi dimmi. no, l'INPS poi a volte è così No brava, ma vabbè, non è neanche noi troppo potremmo attenta, perché non so scrivere se un hai letto libro. quel caso di cronaca Sì, dove il sì, signore si è sì, travestito da sì. quindi cioè voglio dire Lì effettivamente ha fatto morire no quel vabbè, ma caso lì lì. è clamoroso, ma voglio dire, quindi Lui questo però devo si è dire travestito perfetto. abbastanza bene, sì, devo dire che ha ingannato per un po' di anni. Però voglio dire è una Però cosa esatto, se sia pazzesca se riuscito a pensate a una truffa di a questo tipo. ingannare per A inga per anni. per anni, addirittura stava reiterando, perché Stava poi ritirando la si pensione. è, tra virgolette, no, ritirando anche il fa la commissione del reato, Ah questo è un certo, reato, certo, truffa, appropriazione eccetera. indebita Sì, e via sì. dicendo, dico truffa ai danni dello Stato, quindi, o anche quello, sì, C'era quello lì può la essere sì, sì, mamma. sì, sì, beh, più che occultamento diciamo che ha mentito, perché occultamento è quando tu nascondi un cadavere, in questo Me caso l'aveva nascosto se non mi l'aveva sbaglio. nascosto? Sì, Ah, sì, nasco era in non lo sapevo, casa, questo non lo sapevo. mummificata la madre, in Questo casa. no, scusate, non Sembrava un po' avevo tipo no il film ah, Psycho, no, nascosta? sì, Allora è sì, l'ha clamoroso. nascosta e lui andava per Questo conto della rischia madre. tantissimo. Ora Però se poi magari tornan l'avesse anche ammazzata, facciamo lì stanno facciamo facendo delle indagini, però per dire lì anche ci sono più temi correlati, cioè vabbè c'è il penale ovviamente e poi c'è anche il discorso che giustamente dicevi amministrativo, tu: "Ma hai scusa, ma perce un INPS, ma come fa a non no, rendersi conto?" Ma assurdo, meno assurdo, male che questa funzionaria ha assurdo, avuto il barlume, gli è venuto il dubbio, assurdo come perché effettivamente però quando muore una persona, ve lo dico, ovviamente ci sono immediato, tutte le certificato di comunicazioni, il morte, certificato ma cioè, e l'INPS non può trincerarsi sì. dietro Lui al ha fatto finta che la lui ha signora fatto no finta, dico quindi in ma quel caso certo, ma voglio dire è una situazione che lascia perplessi comunque, perché lascia comunque, molto perplessi, voglio sì. dire con la tecnologia che c'è adesso, che non ci siano Ma aspetta Max, tu sai bene che l'INPS dice sempre che deve essere il no, in cittadino questo ad caso sì, in avvisare, questo eccetera. caso sì. Lui non avendo avvisato, loro si sono ovviamente Certo, lavati le mani, certo, han detto: certo. "Noi non Sì, sì. sapevamo". No, ma diventa Secondo me è poi sbagliato interessante, infatti mi quello, sembra che sia scattato tutto quando è scaduto, quando lo la fun SPID o qualcosa del genere, è scaduta qualche
qualche Sì, poi la doveva funzionaria rinnovare la una fun o l'estratto la co funzionaria dice che a un certo punto aveva sentito un po' una voce che sembrava un po' maschile. no, Effettivamente beh, immagino, ma la anche i voce è un po' lineamenti magari, cioè la adesso voce è un po' difficile che comunque no, si e questo per possa dire che tu effettivamente ti cioè travesti da no, ma io mi travesto, cioè nel Guarda senso che se viene a mancare terza no, no, volta, io no, mi io sto travesto da Massimo, no no, beh, scherzo dai. diventa no, spero di no. Vado in agenzia delle entrate, no, non sto No, scherzando. no, comunque, cioè sono fatti di una gravità estrema e No, soprattutto denotano assolutamente. anche una debolezza di controlli che insomma Tornando al discorso della pubblica amministrazione, dell'inerzia che ne no, abbiam con tutti gli parlato strumenti qualche tempo fa. tecnologici che ci sono, che Ma insomma secondo me è sbagliato proprio il sistema, cioè secondo me dare ai cittadini quest'incombenza di dover sempre informare, perché altrimenti se no c'è il dolo del pensionato, il dolo del cittadino, è un rischio, perché io capisco che siano tanti le persone da controllare, però come tu stesso facevi il paragone con l'Agenzia delle Entrate, però con gli strumenti tecnologici il controllo riesci a certo, farlo se certo, vuoi. certo, Quindi a mio certo. avviso, poi non sono io a Sì, sì, dover cambiare le regole, certo. ma si No, no, ma potrebbe credo avere che un adesso maggior dopo questa controllo. vicenda ci sia una stretta ulteriore, perché insomma Mah, chissà quanti altri staremo a casi vedere. quanti altri casi ci sono. Beh, i cosiddetti falsi invalidi, signori, voglio Ah beh, dire, non è che è tanto quelli distante da questa cosa, eh. I falsi invalidi secondo me è ancora frequentissimo, c'è tantissima gente che purtroppo mh, è invalida e invece non lo è, ma ci sono stati certo. casi, filmati anche da parte della pubblica amministrazione con Oppure gente noi che vediamo passeggiava tranquillame oppure Massimo da noi arriva magari, persone che invece l'invalidità ecco, avrebbero diritto ad bravissima, e non gliela averla danno. e magari o gliel'hanno ridotta. Proprio oggi telefonata di un'ennesima persona che mi dice: il mio figlio ricoverato, eccetera, gravi patologie, gli hanno ridotto l'invalidità dai Certo, 100 gli hanno certo, ridotta. Ma come certo, mai? certo. Anche perché se nel vostro verbale c'è scritto no revisione, in teoria si parla quindi di una malattia, eccetera, che è degenerativa e non è Mi revisionabile. mi di Andiamo un attimo in in pausa, a pubblicità, tra a tra poco, a poco. tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Open your eyes, this is the world. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Bentornati all'Avvocato Risponde. Per chi Eccoci. si fosse messo in collegamento solo ora, noi stiamo un po' ripercorrendo alcune tematiche, diciamo argomenti degli ultimi giorni, ecco, riguardanti casi di cronaca. Appunto abbiamo parlato del signore che si è travestito da Da ultimo. della madre al posto della madre, e anche del famoso caso della famiglia nel bosco con l'intervento degli assistenti sociali che hanno allontanato i figli. Dunque, io rinnovo l'invito a chiamarci Sì. perché è Anche su altri temi, perché fondamentale. pensano che potete chiederci No, qualsiasi vabbè, cosa. potete sicuramente raccontarci la vostra problematica, basta che Non la sia vostra vita, ma la giuridica. vostra Esatto, per quello ci sono altre persone. 029294 7222, 029294 7222. Giocatevi all'otto, se Anche. non volete Io non chiamarci gioco mai all'otto, ma effettivamente certi no, numeri probabilmente neanch'io. Non ma sono c'è così fortunata in gioco. però bisognerebbe ogni tanto provare. Bisognerebbe provare, così vi Sull'otto salutiamo e andiamo alle Antille. No, a parte gli scherzi, allora io vorrei tornare un attimo sull'argomento, perché poi mi interessa, Max, sai che mi sta a cuore la mia tematica perché è ricca di, come dire, è succulenta. No, nel senso che è ricca di problematiche, i rapporti con la pubblica amministrazione, beh, con l'INPS, eccetera. certo. Ce Però la siam io presi in carico, ormai andiamo avanti giustamente con esatto. questa. Però vorrei 500 anche miliardi di euro costa la pubblica amministrazione, abbiamo anche diritto di sapere se funziona o no. giustamente vogliamo sapere, esatto, e che funzioni bene. No, il discorso è che, a proposito di tornando invece un po' qualche settimana fa abbiamo affrontato anche quelle che sono le tutele invece del lavoratore, diciamo, Sì, e del datore di un lavoro, perché argomento come sapete appunto facciamo anche lavoro. La tutela del lavoratore chiaramente si deve, svolgere e attuare all'interno dei luoghi di lavoro. Quindi, quello che io voglio chiederti, Max, tu che ti sei occupato anche di questo, no, quindi tema privacy, eccetera. sì, tutto Dal punto collegato di anche qua. vista esatto, della privacy, dei controlli che un datore Mh. di lavoro, quindi non so, un capo di una società, eccetera, può fare, che limiti di legge ci sono? Allora io, mi piace fare un esempio concreto, così forse Mh, è più anche percepibile e capibile a esatto, chi è a pratico. casa o chi ci Mh. ascolta. Avevo assistito questo mio cliente dove aveva una consulenza legale a tutto tondo e lui decise, questa azienda con 50 dipendenti, Mh. di posizionare delle telecamere dove in fabbrica, perché aveva, diciamo così, sospetto che ci Qualche fossero delle continue pause caffè, un po' troppo lunghe. esatto, quindi Mh, la situazione stava scappando di mano. Ci fu un incidente sul lavoro, okay. insomma decise, di Di mettere pianificare le un telecamere. massiccio massiccia, diciamo così, installazione di telecamere, quindi Mh. ci coinvolse con l'esperto di diritto del lavoro Mh. e noi gli fornimmo un parere, no, su quello, Certo. ovvero può o non può. Certo che sicuramente Con che può. limiti, con La che risposta è requisiti? può, ovviamente senza Può? con però scusate, con dei limiti ben precisi. Esatto. Quali sono i limiti? Di Bravo. non invadere, di non superare quella linea di demarcazione relativa alla cosiddetta privacy del Alla ma lavoratore. qua però il Quindi, tema si anche lui che infittisce. voleva installare la telecamera, nella zona caffè, non va molto bene, perché nella zona caffè, vai a di fatto, ledere un Considerato una pochettino zona sì, privata, perché come il comunque bagno? certo, come il bagno è comunque una zona in cui il dipendente una pausa ci può Potrebbe stare. anche parlare Ora di cose personali, per sì, e esempio. soprattutto è un diritto del dipendente fare una pausa ogni tanto. Bisogna Mh. capire se la pausa è reiterata oppure no, e quindi come fare? Magari metterla in prossimità, insomma Sì, vedere il deflusso che c'è certo. all'interno, per esempio, della zona dove il dipendente, in questo caso è una fabbrica, c'è una fabbrica, il dipendente faceva una piccola strada per andare alla macchina del caffè. Okay. Metterla lì per vedere se c'è un flusso anomalo. I dipendenti mi dicono Abbiamo che c'è, forse poi li una prendiamo. chiamata. Pronto, buonasera? Con Con chi chi parliamo, da parliamo? dove? Sì, pronto, buonasera, Roberto dalle Canarie. Ah, tanto piacere, Una Oh, mi curiosi dica. sì, ci Roberto. siamo già sentiti molte volte. Assolutamente. E saluto la Ci fa Collovati piacere che ci Cimini. chiama. buonasera, Ci fa buonasera. piacere che ci segue sempre dalle Canarie, grande piacere. Senta, una curiosità, Sì. come mai tutti gli anni l'INPS manda l'esistenza in vita Scusi? e poi dopo Non ho capito. l'INPS manda la richiesta di esistenza in vita Sì. Esistenza in vita. e poi leggi sui giornali che ci sono persone che percepiscono la pensione di uno deceduto
Come certo, mai? certo, questa è È quello che l'abbiamo dicevamo trattato prima. prima e le rispondiamo, Purtroppo Grazie della domanda, se si non fa. c'è altro la salutiamo. Grazie mille. Ci richiami ancora, ci fa piacere, grazie. Allora, ha ragione. È quello che Anche dicevamo perché prima. ovviamente alle Canarie giustamente c'è un sistema un pochettino più, Canarie è un po' oltre che la diverso, sì. dichiarazione di vita, dovrebbe essere non solo la dichiarazione di vita, ma attraverso le banche dati capire se un campanello d'allarme si accende. Per esempio, Esatto. ve lo dico molto concretamente, l'Agenzia delle Entrate, e lo ribadiamo sempre che ha strumentazioni tecnologiche Esatto, un molto po' più superiori, moderne. come fa a percepire i falsi poveri? Molto Falsi semplice, i falsi poveri. Se attraverso le banche dati dell'anagrafe tributaria un dipendente che dichiara 5.000 euro, l'Agenzia delle Entrate percepisce, verifica che ha preso 4 voli per le Maldive, 2 Chiaro per che New non York, c'è coerenza. evidentemente è un elemento induttivo, si chiama. Più E ci elementi so induttivi costituiscono una prova. S'accende una prima e poi lampadina. fanno un controllo, Certo. quindi Anche in questo caso l'INPS, come ha fatto, non è Esatto. inaccettabile che cioè, deve essere la persona che dichiara di essere in vita. Sì, Ma esatto. voi dovete Ma avere è delle quello che ti dicevo è prima, Massimo. assurdo, è Cioè, una se cosa mi assurda. permetti, è Ma quello che ti con la dicevo tecnologia prima. che c'è, l'Agenzia delle Entrate che è un A me organo sembra assurdo che, cioè, perché poi da lì parte tutto il discorso loro si trinceano, cioè come ma dire, si questo appigliano questo sempre a questo è un buco del latente. dolo del pensionato, anche per gli indebiti, ci volevo poi arrivare al tema. Cioè, voi sapete tutti gli indebiti che arrivano, le comunicazioni di restituzione soldi, quante volte ne abbiam parlato? Sono di vari tipi, bisogna analizzarli bene, ci vuole l'avvocato, n cose. Però gli indebiti per potersi opporre, cioè loro dicono: "Mi devi restituire tot, perché sei in dolo". Perché? Perché partono dal presupposto che il pensionato, che per me è assurdo, cioè io lo Sì, dico da addetta ai lavori, ma è assurdo, debba lui ricordarsi di comunicare qualunque ma cosa, hanno anche la una banca minima, dati. come sai bene anche tu, Ma no, ma è variazione di assurdo. 100 € nella sua Sì. pensione o nella sua, dichiarazione Dei dei redditi, redditi. CUD, eccetera. Come tu ben sai, cioè è comunque un fardello, un onere che secondo me a un pensionato di magari anche 80 anni, eccetera, non è Ma immediato, cioè poi devono venire ovviamente c'è anche dall'avvocato, una dal norma specifica commercialista. che esplicita il fatto che la pubblica amministrazione non può richiedere a un cittadino un elemento che ha già in possedo, di cui è già in possedo. Ma E loro guarda, hanno ampiamente i dati a disposizione, cioè quindi un altro esempio è, e tu ben sai, non danno il TFR e il TFS a un nostro cliente certo, ormai da certo, anni, non da giorni, da mesi, Un signori comune da anni, italiano, un un comune comune italiano. italiano che ovviamente non Non diciamo diciamo, cosa, chiaro. ma non solo il comune, anche l'INPS, perché Sì, il comune l'ha versato all'INPS essendo un certo, dipendente certo. pubblico, no, quindi è un TFS di fine servizio. Cosa succede? Sono anni, siamo in lotta, che lui non riceve neanche la cifra, non sa qual è la Quanto ha cifra maturato, cioè che ha follia, maturato e follia, l'INPS non risponde, follia. no, cioè perché deve saperlo lui? Mh, No, no. è l'INPS che o comunque il suo datore di lavoro, il comune che deve fare questo conteggio. Sembra impossibile. Quindi tornando al discorso cioè è sempre No, ma dovere, non onere del adesso poi tra pensionato? l'altro io fossi veramente avessi un ruolo apicale, metto subito una commissione d'inchiesta, perché per me questo è un buco latente impressionante. Cioè se un signore, che, così, dal nulla, si inventa questo stratagemma, chissà quante ce ne sono. Ah, tu dici sì, quello Ma della sicuro, madre, ma io faccio certo. l'avvocato, non mi fido di nessuno, No, immaginati te se neanch'io. mi fido di ma figurati te se in Italia che hanno truffato sul Sì, lui perché è 110 stato sgamato, ma è stata una truffa ce ne saranno altri. 15 miliardi di lavori mai fatti, secondo te quanti falsi invalidi ci sono, Celeste? Ma questo è un buco latente incredibile. Purtroppo la E noi legge abbiamo visto deve stringere le come maglie. fanno le visite, ovvero come non fanno le visite sugli invalidi, perché non li Anche visitano quello. neanche, lo sappiamo. Hanno questa commissione, vabbè, li Sì, diciamo vedono che ma è molto documentale la visita, Celeste, ma non qua è un è problema sì, serio sì, questo sì, qua, sì. cioè Lo nel sen so, lo problema so, lo cioè so. attenzione No, qua. ma più che altro, vabbè, per noi è anche lavoro, nel senso che poi venite dagli avvocati, No, vabbè, ho capito, ma me però lo auguro, però come no, vabbè, cittadina certo. sicuramente sono rammaricata che tutto È una ciò roba inaccettabile, una roba costituisca, insomma, inaccettabile. tutta una Che non ci burocrazia sia una pazzesca. strumentazione elettronica con tutte No. le banche dati che ci sono, che tra virgolette ormai ci intercettano ovunque, cioè Sì, siamo sì, infatti. praticamente e questo qua se lo nasconde, ma dai, ma è una cosa che è una barzelletta, dai, Quindi è insomma inaccettabile abbiamo questa cosa qua. risposto Sì, abbastanza ecco, ampiamente al esatto. nostro ascoltatore, ci continui ad ascoltare. No, Grande. tornando invece al nostro discorso, dicevamo, ecco, io volevo anche farti un'altra domanda, invece per quanto riguarda, diciamo, il controllo
che il datore di lavoro può fare per quanto riguarda le mail che Ah, certo, no, mandano volevo finire i quel discorso di lavoratori. prima, Sì. finisco poi, c'è ancora una Abbiamo anche un'altra finisco telefonata, quel ma concetto di finiamo prima il sulle discorso, telecamere, quindi sì. che volevo finire. Sì. Quindi la risposta è sì, telecamere possono essere installate, ma con attenzione non devono ledere la Con dei privacy. limiti, Ma il datore di certo. lavoro è certo che ha diritto a sapere se la sua azienda, ma stiamo scherzando, quindi la risposta è sì, Beh, bisogna sì, è controllare nei normale. limiti del consentito. Ecco, siamo al telefono. Con chi Con chi parliamo, da dove parliamo? chiama? Buonasera. Salve, piacere Corrado, vi chiamo da Lazio, San Felice di Geo. Buonasera. Tanta Bene. piacere Ci dal dica Lazio. pure. Allora, in pratica la mia era solo una curiosità, perché volevo sapere se il mio avvocato mi ha un po' preso in giro o... Speriamo di no, fatto mi auguro io. di no, mi auguro Mi di no. dica, Ci ci dica. Io qualche anno fa ho avuto un incidente per il quale sono stato 6 mesi a letto, problema alle ginocchia. Oh, Mi hanno ci dato dispiace. subito il 100% di ragione. Sì, di validità. Come? No, Il 100% dell'incidente, sì, ok, ha fatto un ok. incidente. Sì, ha di fatto... ragione per l'incidente. Sì? E in pratica mi è stato detto dall'avvocato che io con i danni che ho fatto, non avendo fatto dal precedente avvocato mio, non avendo fatto tutta la parte riguardante la psiche, quindi per il decorso, cioè, di quello che è successo dopo l'incidente, quindi non sono andato a farmi visitare anche da uno psicologo. Da un neurologo Sì. forse, ok? Ma quindi ha avuto Ecco, danni, ha avuto danni permanenti Non solo lei? fisici. Ha avuto danni permanenti dall'incidente? No. Abbastanza permanenti, Ah, diciamo, ok. nel senso che il problema al ginocchio mi hanno riconosciuto tipo il 12% di Beh, invalidità. buono nel senso come punti è un punteggio alto, ovviamente, questo è. Sì, il problema è che l'avvocato mio mi disse che, cioè il secondo avvocato con cui ho parlato mi disse che comunque io dovevo fare sempre visite dagli psicologi per aumentare il punteggio. Perché voleva farle prendere anche la parte sì, ma no, danno certo, morale. il danno morale, vabbè, Danno più che psicologo, si vede che lei ha avuto un trauma alla testa, allora, per quello, non capisco questa cosa. Io l'ho capito. No, perché il trauma alla testa non c'è stato, per fortuna, e meno ma male. quasi era l'intento. Io penso, scusi, forse io la interpreto. Penso che sia perché a seguito di questo incidente lei ha avuto, come dire, immagino, psicologicamente delle ricadute, e forse questo Ma quali ricadute? E beh, sai, comunque un incidente dove sì, ma sul ginocchio, lavoro, eccetera. non capisco però. Ma no, ricadute nella psiche, ovviamente. Uno, sai, è fermo, sì, però, immagino no, che ma lei sia stato fermo, eccetera. Questo è. 6 mesi si traviato sopra il letto, quindi è stato un capisco. po'... ma questo rientra nel danno biologico, però rientra, cioè la Non so se sofferenza, non no? so Cioè, se gliel'ha però fatto. allora adesso io le dovremmo vedere rispondo, poi le adesso io le carte, rispondo, ok? Le rispondo subito, va bene? Qualsiasi cosa ci allora, Grazie a allora, lei. deve essere molto chiaro. Allora, quando si subisce un sinistro, un incidente, e ovviamente si prova che la colpa non è chiaramente della gente, ma in questo caso è stato vittima di un tamponamento, immagino, perché è stato tamponato in macchina o comunque da uno scooter o chissà come, ha avuto un danno, ha avuto ragione al 100%, quindi è evidente che la colpa è stata accertata. In questo caso cosa si fa? La perizia medico-legale e tutte le analisi precedenti, no? Per poi arrivare a quantificare il danno, che abbiamo detto del 12%. Lui è stato assegnato un 12%. In questo 12% cosa c'è dentro? C'è dentro chiaramente il danno biologico e anche quello esistenziale, Dici? ovvero Anche quello biologico? certo. E lui parlava di danno solo fisico al ginocchio. No, danno biologico, ma deve essere anche inserito il danno Speriamo non lo so, l'abbiano inserito. danno da Forse sofferenza. proprio questo lui chiedeva, forse non è stato inserito il danno però diciamo morale, che in questo caso lo psicologo non c'entra granché, lo psicologo, perché in questo caso è il medico legale che quantifica. Poi ci sono i danni non patrimoniali, che questo è un altro discorso. Ma ripeto, io penso che intendesse no, quello. io credo che l'avvocato o chi le ha suggerito il danno del psicologo, semmai è un danno che arriva se tu hai subito a seguito dell'incidente una compressione di ulteriori diritti. E secondo me lui intendeva quello perché ha detto 6 mesi. Beh, è chiaro che poi se vuole approfondire ma rientra i 6 mesi del, diciamo, ma rientra nel 12%, maggiorato però del danno esistenziale. ovviamente dovremmo poi guardare le carte, perché effettivamente se lui ha avuto ragione, eccetera, questo in generale, un buon avvocato fa sì che vi possa essere risarcito sia l'aspetto, come dicevi tu, fisico, i danni patrimoniali, fisici, sia l'aspetto morale. Ma entra dentro Però quando tu forse calcoli i entra in danni con le quello. tabelle milanesi,
e calcoli i danni e metti i 12 punti, rientra lì. c'è un famoso flag Ok. che tutti sanno, Mm. e una famosa opzione Ok. dove tu aggiungi i Chiaro che danni, dobbiamo vedere cosa è stato ma quello chiesto, si cosa è mette stato sempre, fatto, si mette sempre, certo. ma va di default, tu lo metti Mm. sempre, poi va in fase di trattativa, ovviamente delle parti, Chiaro, e lì è il importante il certo, ruolo dell'avvocato presumo come che questa trattativa. pratica sia stata chiusa in via stragiudiziale, quindi lì chiaramente è una richiesta che fa, poi la controparte ti È dice, una contrattazione però lì va poi. richiesta Va sempre, richiesta, questo sì. indipendentemente dalla perizia psicologica e psichiatrica, perché comunque alla fine è insito nell'infortunio. Se tu Chiaro. stai 4 Quindi mesi, anche se non ha dei giustificativi di psicologi, ma eccetera. certo, Ok. poi se la vuoi produrre in più, male non fa, ecco. Certo. Però l'importante è quella medico-legale. Sì, chiariamo anche un'altra cosa. È ovvio che, per carità, la trattativa stragiudiziale ci si auspica sempre di fermarsi lì, perché così non si va in giudizio. Però sappiamo anche bene che poi, se non si è soddisfatti, esiste il giudizio in cui lì sì che si possono chiedere tutti i risarcimenti completi, ecco, tutto. Cosa che magari non sempre nelle trattative stragiudiziali ti chiedono. Cioè ti danno. Certo. Comunque, tornando al nostro tema, Max, che abbiamo mi sa solo una decina di minuti neanche, quindi siamo abbastanza Tanto sto tirati. facendo una Ti stima, volevo sì. solo sì, no vabbè, ti Ecco, volevo vedi? chiedere, Sono qua davanti. Incremento per sofferenza. c'è proprio il flag, come Vedi? dicevi tu. Incremento per Però vedi, sofferenza. questo lo sanno, ovviamente lo può sapere un avvocato, non può Vedi? saperlo. Età, si calcola come? Facciamo un Vabbè, piccolo poi flash. bisogna Piccolo flash, poi guardare in generale si tutti i mette ovviamente l'età requisiti e i punti. della E c'è persona. l'incremento per sofferenza. Certo. Dove c'è dentro l'incremento per Io sofferenza? quello dico, magari il signore, capisci, bisogna vedere se gliel'ha inserito questo Certo, flag. certo. Magari il signore, giustamente, a seguito di questo incidente, non ha potuto più lavorare, ha subito magari una depressione, perché ovviamente starà a letto 6 Certo. mesi. Ecco, speriamo che gliel'abbia inserito. Forse lui diceva: Incremento "Non me l'ha per inserito". sofferenza Io ho soggettiva si chiama. interpretato la sua A, non me l'ha inserito. Per esempio, Chiaramente se vuole in approfondire questa può. stima, così diamo anche questo elemento, Mh. in questa stima che ho fatto su un'età di 40 anni, 12 punti percentuali di assegnazione, l'incremento per sofferenza è del 28%. Ecco, beh, Quindi non è male. 798 € sulla base dei 12 Però bisogna punti. ricordarsi di chiederlo, di Cioè, aggiungerlo. bisogna sempre chiederlo. Poi ripeto, se è una causa è un conto, se è Quello una cosa dicevo, stragiudiziale va negoziata quello ovviamente dicevo, sempre. ovviamente. Quindi si chiede Causa tu puoi chiedere tutti i danni che vuoi e c'è molta più, qua come su dire. un'età di 40 anni al 12 punti son 48.000 €. Questo non è che lo diciamo noi, lo dicono le Lo dicono le tabelle, tabelle a cui noi ci riferiamo sì, sempre. cioè Comunque, tornando al tema che avevamo appunto di cui stavamo sì. parlando, cioè possibili, diciamo, intrusioni del datore di lavoro nei confronti del lavoratore. Abbiamo parlato quindi delle videocamere, telecamere, eccetera. Invece, per quanto riguarda le Le mail, mail stessa cosa, Celeste, ovvero il datore di lavoro quando ha diritto di di analizzare poterle innanzitutto se leggere se ha anche. dei sospetti, Parliamo ovvero che per di solito, esempio se tu entri in un'azienda, ti danno l'indirizzo dell'azienda che tu usi, assolutamente, che eccetera. però è innegabile che all'inizio dell'azienda si può usare anche per alcune mail Cioè, personali a volte, esatto. quindi non è Sì, che sì. dobbiamo, cioè voglio dire, Lo fanno ma è tutti, normale, chiaro, qualcosa chiaro. può scappare, no, Sì. qualche magari abbonamento che uno fa, cioè è chiaro che il datore di lavoro non può pretendere di andare a vedere la tua mail e farsi i cavoli tuoi, tra virgolette. Quindi c'è una privacy assoluta, può richiedere che tu produca una serie di mail che lui ti chiede. Per esempio, Specifiche. mandami l'interlocuzione che hai avuto col fornitore e In tu quei gliela devi giorni, mandare. in quella E certo, data, è un suo certo. diritto, Vabbè, perché quello magari sì, deve controllare sospetta che c'è un qualcosa, errore, sì. sospetta che c'è, Ci sia un però di errore. certo non puoi farti accedere alla sua postazione e guardare le mail. Di Questo default può così essere no, anche un reato, ovviamente. No, questo no, può essere certo. anche un reato. Poi ricordiamo a tutti che la privacy adesso è veramente tutelata, Quindi quindi, come sappiamo, anche col GDPR, idem eccetera. col cellulare aziendale. Quando tu rendi il cellulare aziendale, non è che tu vai a vedere tutti i cavoli suoi, devi ovviamente Ti faccio onere una domanda, sì. invece la macchina? Beh, Tu l'hai avuta la macchina la quando lavoravi in la azienda? macchina innanzitutto bisogna capire che spesse volte viene data a uso promiscuo, quindi cosa ti Ecco, dice? La macchina viene concessa al dipendente anche nel fine settimana. quindi puoi usarla Esatto, tranquillamente quindi anche per una questo è gita. diverso, perché viceversa Okay. è sancito dalla Però deve norma, esserci scritto uso ci promiscuo? deve essere scritto nell'assegnazione della macchina, Okay. se no l'altro uso pretende che tu la usi da lunedì a venerdì e al venerdì la lasci giù, ma tranne gli agenti non è mai fatta così.
viene data Perché per gli sempre. agenti invece Sì, per gli agenti perché loro sono lavorano, sempre sono in sempre in giro, giro. poi il venerdì lasciano la macchina, prendono la loro e vanno a casa. Invece Ok, la classica macchina aziendale viene data sempre, quindi se tiene anche il weekend, però certo. anche lì cosa può E succedere? però la benzina, Appunto, brava, la carta carburante, quindi la carta carburante ecco, l'azienda ti dà, ma tu devi scrivere i chilometri che fai. Cioè devi infatti. dire quando hai usato la carta carburante, chilometro tot, chilometro sono dal cliente, invece nel Cioè weekend la se benzina esula dal percorso no, lavorativo nel weekend casa, in non teoria, nel è weekend che tu la usi per i fatti per i tuoi, la benzina la tuoi devi mettere la devi tu. pagare tu. Certo, 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 immaginavo, perché certo, sennò beh, ognuno certo. Sì, sì, andrebbe sì, sì. dove O a meno vuole che in nel weekend devi vacanza. andare a fare un lavoro, questo può essere. Vabbè certo, se è per se è il tragitto sempre per motivi di lavoro è sempre E giustificabile, quella però macchina lì poi ti viene messa una trattenuta sul cedolino, si chiama fringe benefit, no? Quindi tu ogni mese hai una trattenuta di 100 e passa che funge da sorta di canone c'è una molto più sorta di basso. leasing, di Sì, molto più canone, basso, perché il leasing certo. sarebbe di 700. La norma fiscale ti dice ti trattengo una cifra simbolica, Stai che è il facendo fringe benefit, che sono 70-80 euro, dipende dalla chiaramente macchina. avere la macchina ce l'hanno i quadri Dai quadri su di solito, quadri determinati dirigenti, a volte quadri neanche, dirigenti a volte. dirigenti, Poi diciamo. dipende che lavoro fai, perché magari se sei più zona Mia sorella eventi, che è manager ce l'ha. ecco, dipende, sai, Dipende anche dove lavori, non dipende dove diciamo dove, lavori, però sì. però sai, Che no, mi beh, uccide. no, no, vabbè, certo. Se a proposito di privacy, spoilerò cosa Sì. dice mia sorella. No, però No, insomma la scherzo. macchina aziendale è comunque un po' diverso dalla mail, perché Sì, no, certo, però certo. il concetto è ogni strumentazione aziendale è di proprietà ovviamente del datore di Quindi è lavoro, che ha giusto che possa diritto alla fine controllare, sì. del rapporto di lavoro Ecco, anche il PC poi va restituito certo. ovviamente nel momento delle dimissioni o del Però anche sul PC licenziamento. c'è una norma specifica che Ma se richiede tu violi una di queste ovviamente norme, allora a quel punto ti faccio una domanda così: sì. è possibile fare un licenziamento cioè Beh, che è no, considerato licenziamento nel senso che legittimo? se, ovviamente il datore di lavoro decide di licenziare facciamo un esempio, il datore di lavoro decide di licenziare un dipendente perché ha fatto accesso alla mail e ha visto una mail privata Vabbè, è lo dove strumento lui no, però certo. questo è illegittimo licenziare, si può impugnare, perché viceversa se tu difendi il dipendente tu dovrai Dipende chi difendi, impugnare il certo, licenziamento e certo. dire: "No, è illegittimo perché il datore di lavoro mi è andato a Cioè puoi spulciare la mia". ricorrere anche a ovviamente a quell'argomentatore non quindi viene usata proprio Chiaro. perché c'è una tutela Anche anche sulle per il lettere di lavoratore. richiamo, no, magari il datore di Ecco, lavoro fa bravo, la lettera di esatto. richiamo, il dipendente risponde entro 5 giorni tu devi rispondere e già lì c'è una prima contestazione che fa il dipendente. Tu mi fai questa contestazione, io ti respingo la contestazione perché questa mail che tu mi hai analizzato è assolutamente lecita, poter tradire il dipendente. È una mail che io ho mandato al Che fornitore, io ho mandato al fornitore. poi da lì può essere accettato, se no dopo scatta il licenziamento che tu come al solito puoi Poi impugnare. ricordiamo che ci sono 60 vari giorni, le solite cose. sì, no, ma al di là del licenziamento, prima del licenziamento di solito, C'è a la meno che lettera non di sia una richiamo. cosa un po' grave, esatto, c'è sempre la lettera di richiamo, Spesso, se ci no, diciamo sono altre, come se dire, invece c'è un licenziamento per giusta causa sanzioni prima sì. ancora del licenziamento, perché sennò ovviamente sarebbe anche sproporzionato e ricordiamo che se è sproporzionato può essere anche impugnato proprio perché è sproporzionato. Comunque di 5 giorni di possibili giustificazioni, ecco, noi consigliamo sempre anche in quel caso di rivolgersi a un avvocato potete darle anche voi le vostre giustificazioni, ma se volete, come È dire, molto siete un po' in delicato. difficoltà, esatto, è Diciamo meglio che da lì rivolgersi, da quel diciamo che la punto giustificazione che all'avvocato. viene resa è un primo campanello d'allarme Appunto, che per quello dico, è sempre richiede veramente bene di analizzare, perché ogni cosa poi rimane, un'assistenza Cioè quando legale, tu hai scritta quella cosa No, rimane, perché cioè poi se quindi quello è solo l'inizio, come dicevi tu, di un procedimento che porta al allora, torniamo ancora a licenziamento dire l'elemento di prima, è la statistica che determina esatto. statisticamente, a seguito della lettera di richiamo, al Sì, 99.9% a meno segue il che non sia licenziamento. un caso isolato, di solito Spesso licenziamento segue il per giusta licenzia causa, spessissimo, ricordiamo. diciamo spessissimo segue perché l'azienda ha già degli elementi. L'azienda vuol dire che si sta già No, ha costituendo le già degli prove, ce l'ha elementi, ha già, già degli esatto. elementi, deve fare la lettera di contestazione perché l'avvocato gli dice di farla, ma ha già degli elementi tali per i quali suppono, o meno è certa, che il dipendente purtroppo ha E questo agito. esatto, per il licenziamento soggettivo, cioè di giusta causa. Esatto. Poi vabbè, chiaramente faremo una puntata anche su questo. Come sapete ci sono vari tipi di licenziamento, c'è quello disciplinare, Certo. c'è quello anche oggettivo, per Oggettivo, per giusta giustificato motivo oggettivo, che però appunto deve presupporre una, come dire, periodo di crisi o, certo. diciamo modifica Contrazione del strutturale fatturato, esatto. contrazione Che anche quella va dimostrata, perché non è che possono le aziende utilizzarla come scusa, diciamo, per poter poi eliminare, far fuori quel determinato dipendente. Quindi tutto è provabile, documentabile, giustificabile,
quindi tranquilli che le tutele esistono, ecco, evitate magari il fai da te. Io lo dico sempre perché purtroppo è un qualcosa che secondo me ancora ce n'è troppo di fai da te, specialmente poi al giorno d'oggi con tutte queste possibilità su internet, eccetera, dove comunque le persone utilizzano moduli, io penso che, e Max sarà d'accordo, il fai da te è proprio, a volte controproducente. Sì, ma Questo in tutti i non vale campi, in la tutte le pena materie. rovinarsi, tra Si virgolette. rischia di rovinarsi proprio la Poi sai, su certe cose si può anche fare, per esempio certe sì. domande INPS, però Però per qua esempio, ecco, sul chiudendo la lavoro puntata, anche il sì, ricorso amministrativo nei confronti dei provvedimenti dell'INPS, tu lo sai bene, sì, abbiamo visto dei sì, ricorsi sì. amministrativi anche scritti decentemente, però mai No, come un no, avvocato, come li no, può scrivere un avvocato. no. E siccome il ricorso amministrativo può rappresentare l'inizio anche lì di un percorso che porta magari a una causa e quindi lo leggerà il giudice, cioè il vostro Certo, ricorso. certo. Capite che Viene prodotto al è 100%. bene all'inizio che ci sia una continuità intanto di scrittura, eccetera, e che sin dall'inizio si dedichi a ciò un avvocato, quindi spendere qualche soldo in più, ma avere una tutela Sì. un po' più completa. Sì, Ecco, questo diciamo è che il poi mio sappiam bene che poi le argomentazioni non possono essere molto differenti da quello che sarà il No, ma ricorso, a però maggior le ragione. argomentazioni devono anche essere giuridiche e se uno non ha un Appunto, avvocato dico. non riesce a dare dei riferimenti Certo, giuridici, certo. legislativi. Detto ciò, studio legale @dirittissimo, mi raccomando con la I, come il diritto al superlativo. Studio Sì, legale abbiamo avuto un po' di telefonate anche interessanti. L'ultima in *direttissimo.com. particolare magari Grazie per ci ha le lasciato lo telefonate. spunto, la prossima puntata possiamo fare una puntata sul danno, anche sugli incidenti Sicuramente la e riprenderemo sulle sui sinistri, l'avevamo già eccetera. fatta, Sì, che è sì, molto sì. interessante, secondo me vi diamo una sorta di vademecum sui Sì. passi da seguire in caso di Nel caso vi sinistro. Ovvero il sinistro capitasse cosa può purtroppo un essere? Da, sinistro. malasanità, può Ce ne sono essere vari, altro che. da, Da caduta purtroppo a caduta a causa di una piedi, da buca, caduta da infortunio sul lavoro, ce ne da sono N tanti, sì, sinistre. sì. Però è importante perché vedete come la gente, il signore, come dico sempre dalle telefonate, che tutti dicono Danno hanno gli paura magari di fare spunti, domande danno gli banali, ma invece non sono mai spunti. lo No, spunto non sono mai banali, anzi ringraziamo i coraggiosi che ci hanno chiamato perché è e verità. spero che lo siate sempre di più. Grazie a tutti, io ringrazio come sempre Radio Libertà e mi raccomando una buona serata a tutti Ci da vediamo noi. giovedì prossimo e buon